parlare anche compagni, quindi quando vuoi. Vabbè, lascio tutto qua poi Sì, risale. sì, tanto ci stanno. Per piedi, Batterie del tasto. Batterie del tasto. Ah, sì, sì. Ah, non lo perdere proprio. Fatto un pezzo del rigore. Ma che cosa hanno fatto? Io... Ma poi lui che ha fatto? Tipo, cioè era con la remotata? Ah no, pensavo che era sulla remotata. Ah, ottimo, ottimo, ottima qualità. E Marietta in campo. Sì, sì, damma. Cioè io più ci penso, più penso più sta caricata sul divotto, guarda. Non parlo, non mi esprimo. E vabbè, ormai è andato. Sta uscendo la manica, Mario. Ha uscito la manica. Minchia, la vita ti chiede il microfono ogni volta che come non arriva in terra, manco io lo saggio. Sta buttando tipo un sacco di patate. Che spuntavo. Grazie. Ora, da panchina russa oggi ne passa mai un'altra. Eh. No, no. Se la mette come immagine il profilo, Sara. Ti presento queste mitiche panchine in campo, che anche questa volta vedremo. Mi sposto a sinistra. Da qua entrano. Ci sono montagne. Sì. Ah, così. Così. Alla grande. Ah, cinema. Cazzo, ma va 7 ore oggi per caso. Il pubblico, buon pomeriggio. Benvenuti alla 12ª Tu dico. giornata per l'incontro Tu tra dico che non sono uomini normale. del Trento Calcio Femminile. La formazione del Trento Calcio Femminile. Col numero 1 Rubinaccio Nicoli, col numero 4 Pavana Camilla, col numero 5 Lucin Vabbè, Caterina, Camilla. col 7 Mascanzoni Daiana, col numero 8 Baldo Allora, Carlotta, danno spunta a col Guagnimi. numero 10 Rosa Giulia, Adesso col numero 16 vedremo. Tomasi Giada, col numero 19 Tonelli
numero 6 Parisi Elisa, col numero 9 Gregoaldo Adele, col numero 11 Bisoni Sara Isabel, col numero 22 Cavalloro Laura, col numero 25 Chemotti Michela, col numero 28 De Pellegrini Erika, col numero 32 Sartori Lorena, col numero 41 Bertamini Elena. La formazione del Meranome, con numero 1 Caser Soraya, con numero 25 Turini Federica, con numero 19 Macari Flavia, con numero 22 Gallea Camilla e Stefani, con numero 11 Cel Laura, con numero 24 Catuzzo Arianna, con numero 8 Kiem Sonia, con numero 77 Massa Azzurra, con numero 20 Mischler Nadine, con numero 9 Greiner Stefani, con numero 10 Willis Kate. A disposizione con numero 12 Valenti Angela, Abler Valentina, Endrizzi Gloria, per Anna Catarina, Kircher Nadine, Pomella Catarina, Settecasi Gabriella, Tulumello Chiara e Zipperle Iana. Quanto è pesato? Sì, l'ha fatto perché ero stato a vedere la partita là. Sì, che hanno questo mangia è un giorno con casa. Diciamo, sono pronto, lo so.
Dimostrare di essere i migliori o di poterlo essere? Beh, succede di pensarlo se si è al vertice della classifica e non si vuole smettere di sognare, come sta capitando a Meran e Trento, che nella 12ª giornata di Serie C femminile girone B si giocheranno non solo il derby trentino, ma un piccolo spartiacque per il resto del campionato. Dallo stadio Combi di Merano e in diretta sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, un buon pomeriggio da Marco Massimino Cocuzza. Come detto, partita molto importante sul campo, ma se ne gioca una ancora più importante, fondamentale fuori, e non soltanto quest'oggi al Combi di Merano, si gioca in tutta Italia, perché come sapete ieri è stato il 25 novembre, la giornata nazionale contro la violenza sulle donne, e quindi voliamo subito a bordo campo, perché sapete che ci sono tantissime iniziative in tutta Italia a riguardo. Vogliamo subito a bordo campo dalla nostra Vita Locantore, che ha ottimizzato il collegamento con il segretario del Dipartimento Calcio Femminile Lega Nazionale Dilettanti, Patrizia Cottini. Buongiorno. Buongiorno Marco, buongiorno a te. Oggi è una giornata di sport, come ho detto, ma come succederà ed è successo su tutti i campi d'Italia, bisogna sfruttare l'occasione e anche l'importanza mediatica di una semplice partita di calcio per mandare un messaggio forte, chiaro e deciso contro la violenza sulle donne. Sì Marco, questa è la partita più importante che si gioca anche fuori dagli stadi, ovviamente come tu sai nella vita reale. La Lega Nazionale Dilettanti ha sensibilizzato 11.000 società perché possa produrre ovviamente un effetto forte. Bisogna fare rumore, bisogna... Come ricordiamo la sorella di Giulia, come ha ricordato la sorella di Giulia, bisogna ovviamente distruggere e farsi sentire. Da qui, diciamo, con questo freddo e nonostante tutto, il Meran ha messo a disposizione la panchina rossa, che è la panchina che ha testimonianza della violenza. Bisogna insegnare alle nostre amiche, alle nostre figlie, bisogna insegnare a tutte le ragazze a chiedere aiuto al 1522, a insegnare che l'amore non sono le botte, non ti ama chi ti picchia, e soprattutto che se un uomo ti ama darebbe la sua vita e non toglierebbe la tua. Assolutamente d'accordo, aggiungerei anche ai ragazzi sin da piccoli che l'amore è tutt'altra cosa. Grazie ancora al segretario del Dipartimento Calcio Femminile Lega Nazionale Dilettanti, Patrizia Cottini. Grazie a te. Allora, è importantissimo ribadire ancora una volta il messaggio. Tra l'altro prima della partita verrà letto un messaggio per sostenere la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, anche su invito del presidente Gravina. Una partita invece che si giocherà sul campo, come vi ho detto, un derby trentino tra Meran e Trento, squadre che si trovano tra l'altro rispettivamente in prima posizione della classifica con 29 punti, il Meran, e il Trento invece in terza posizione con 25 punti. Insomma, è una partita molto importante che si gioca anche dal punto di vista dell'agonismo. Andiamo a leggere, grazie alla nostra regia, le formazioni che scenderanno tra poco in campo, partendo dal Meran allenato dal mister Andrea Campolattano. 4-2-3-1 il modulo scelto, con Soraya Caser tra i pali, poi Turrini, Vaccari, Gallea, Cioel, Cattuzzo, Kiem, Massa, Nischler, Reiner e Willis. Punta centrale, in panchina a disposizione Valenti, Abler, Endrizzi, Pircer, Pomella, Settecasi, Tulumello e Zipperle. Per quanto riguarda il Trento invece del tecnico Mauro Perina, modulo scelto il 4-3-3 con Rubinaccio tra i pali, poi Pavana, Tomasi, Tonelli, Lucin in difesa, a centrocampo Baldo davanti alla difesa stessa, con Morleo e Antolini ai suoi lati. Tridente d'attacco invece composto da Lucchetta, Rosa e Mascanzoni a disposizione, e dunque in panchina Ruaben, Parisi, Greguoldo, Pisoni, Cavalloro, Chemotti, De Pellegrini, Sartori e Bertamini. Come vi dicevo,
Partita molto importante che verrà arbitrata dal signor Bissolo di Legnano. Partita importantissima per quanto riguarda la classifica e il proseguo del campionato delle due squadre, perché ieri il Südtirol ha perso in casa del Chieti per 1-0 e dunque il Meran ha l'occasione di allungare in testa a +6, il Trento di contro di scavalcare lo stesso Südtirol al secondo posto. Meran che guida la classifica con grazie ai suoi 40 gol fatti, secondo miglior attacco di tutti i gironi, 4 i gol subiti, davvero pochi, 9 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte nell'ultima partita, però il pareggio a sorpresa in casa dell'Accademia Spal 1-1, anche a causa delle tante defezioni su cui con cui ha dovuto fare i conti il mister Campolattano, anche a seguito dell'influenza che ha colpito un po' tutta la squadra. Il Trento invece si trova al terzo posto della classifica, come vi ho detto, 26 gol fatti e 6 subiti, 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, un ruolino di marcia di tutto rispetto. Nell'ultimo match il successo per 5-0 ai danni del Treviso. È una squadra tra l'altro che non fa alcuna differenza, guardando i numeri, tra casa e trasferta, 12 punti e 12 punti rispettivamente alle mura amiche e lontano. La stessa identica cosa vale anche per i gol, 13 gol segnati in casa e 13 in trasferta, mentre vedo le due formazioni che si preparano a fare il loro ingresso in campo qui allo stadio Combi di Merano. Come vedete Andrea Campolattano, tra l'altro il tecnico del Meran, Chiara Tulumello, che quest'oggi parte dalla panchina, e il capitano comunque è responsabile del settore giovanile. Campolattano che passa al calcio femminile nel 2021 proprio con il Maia Alta, che era il vecchio nome tra l'altro del Meran, e l'ha portato in Serie C. Meran che si chiama così dal 2022, mentre ascoltiamo il messaggio di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Oggi i fischi dell'arbitro non segneranno soltanto dall'inizio alla fine la partita, ma saranno il simbolo di un impegno che va oltre i 90 minuti di gara per sconfiggere la violenza e lo stalking. Ogni tiro in porta rappresenterà la spinta a fare gol per vincere la partita più importante, quella della difesa dei diritti di tutte le donne. Ogni azione di gioco sarà un impegno sociale nel rispetto delle regole contro ogni forma di abuso. La mission del gioco del calcio risiede nell'educazione delle giovani generazioni che devono respingere ogni forma di pregiudizio e bisognerà scendere in campo per giocare e connettere i cuori elementi alle regole del gioco che non prevedono violenza. La Lega Nazionale Dilettanti sostiene il servizio pubblico gratuito, il 1522 attivo 24 ore su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto a sostegno delle donne vittime di violenza e stalking. Ogni passo che facciamo qui è un passo verso un futuro in cui nessuna donna debba camminare da sola nella paura. Di fronte a questi crimini non possiamo rimanere in silenzio. Uniamoci in un lungo applauso per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le vittime di femminicidio. E l'avete sentito il messaggio di sensibilizzazione lanciato dallo speaker. Abbiamo visto anche inquadrata la panchina che è stata inaugurata con frasi importanti e forti come l'amore non vieta, l'amore non nega.
mentre vediamo le due squadre che si scambiano il saluto in campo. Il Trento che scende con la divisa blu scura e gialla, Meran invece con la divisa che prevede la magliettina bianca e i pantaloncini rossi. Come vi stavo raccontando, Meran che nasce proprio dalla scissione con il Maglia Alta nel 2022, prendendo il nome semplicemente di Meran Women. Trento allenato dal tecnico Mauro Perina, che è stato anche calciatore in passato nella sua carriera, anche di Milan, Venezia, Chievo Verona. E il Trento stesso proprio nel 2005 ha deciso di svoltare per quanto riguarda, insomma, la sua visione di sport, decidendo di occuparsi solo ed esclusivamente di calcio femminile. Come vi ricordo, arbitra quest'oggi il signor Bissolo di Legnano. È una sfida molto molto importante per due squadre che hanno tutta l'intenzione di proseguire il loro campionato in vertice alla classifica. Il Meran ha grandissime ambizioni. Lo scorso anno già al primo campionato tra le altre squadre di Serie C è riuscita, insomma, a fare molto molto bene. Quest'anno sta riuscendo non solo a confermarsi almeno fino ad ora, ma anche a migliorare lo score. Primo posto con 40 gol fatti, insomma una crescita continua, mentre inizia adesso la partita tra Meran e Trento, con il calcio d'inizio dato proprio dalla formazione di casa, che comincia con il suo 4-3-3 a gestire il pallone al centro con Kiem, poi torna indietro da Vaccari, il lancio lungo, prova a recuperare il Trento soltanto per un attimo, palla che adesso torna a terra, la gioca Baldo, la diga davanti alla difesa del Trento, recupera il Meran con Scholl a sinistra, poi il pallone esce, sarà rimessa laterale per la formazione ospite. Va a raccogliere la sfera con la maglia numero 4 Pavana. Trento che deve dare continuità se vuole davvero ambire ad aggredire la prima posizione della classifica. Altra rimessa laterale per il Trento, ancora Pavana a raccogliere il pallone. Calcio di inizio 1 minuto e mezzo fa, c'è grande presenza sugli spalti, sia per l'importanza della giornata che per l'importanza sportiva del match. Andrà con una rimessa lunga, poi vede una compagna Pavana, arriva il cross troppo debole e impreciso, allora ancora pallone spazzato via. Terza rimessa laterale consecutiva per il Trento. Meran che gioca con il 4-2-3-1, Trento con il 4-3-3, moduli non perfettamente speculari, ma che sicuramente conterranno tanti duelli al loro interno. Willis riesce a farsi vedere, poi Rosa non controlla bene, allora il pallone finisce fuori. In rimessa dal fondo, la prima della partita è per il Meran. Caser la batte corta, Gallea avanza un po' di spazio, alza la testa, verticalizza, salta praticamente tutto il centrocampo andando da Nischler, che aggancia, poi non riesce a servire una compagna, decide di tornare dietro il Meran con Vaccari. Bello il filtrante per Massa, bello lo stop anche a seguire, si accentra, poi decide di appoggiarsi a Kim. Scholl, un po' di spazio, palla che circola molto velocemente, poi
Kim un po' di fretta, prova a cambiare gioco, non ci riesce. Poi il pallone lanciato in avanti verso Willis, non lo controlla. Poi Cattuzzo, ancora Kim. Bello il pallone filtrante per Reiner, ha un po' di spazio, prova a crearselo poi per andare al cross con il destro. Lo trova, ma trova anche un avversario. Allora rimessa laterale per il Meran, che risponde, si fa vedere nella metà campo avversaria. Poi il pallone in mezzo, messo da Nischler con il sinistro. Nischler, che è il capocannoniere non soltanto della sua squadra, ma anche di tutto il campionato, con 20 reti messe a segno in 11 giornate. Niente male, eh? Ancora pallone che finisce fuori ed è in gestione del Meran. Turrini con le mani, interviene di testa Antolini, ancora rimessa. Turrini, manca l'aggancio questa volta Nischler, che gioca un ruolo importante non soltanto quanto riguarda insomma i gol che segna, ma anche per i suoi movimenti in campo. Prova a scambiare velocemente adesso Nischler con Cattuzzo, non riesce. Allora prova ad uscire il Trento. Bello l'intervento difensivo da parte di Scholl, che però poi riesce a recuperare soltanto in un secondo momento. Cattuzzo, Scholl ancora, Kiem, grande ordine da parte del mediano numero 8, un po' di spazio per cambiare gioco, ci riesce Massa. Bello il tocco di prima, però un po' impreciso. Allora si ricomincia da Cattuzzo. Turrini, grande intensità del Meran nella gestione del pallone, nella circolazione dello stesso. Turrini ancora per Kiem, che ricomincia con calma da Gallea. Il destro prova a cercare Reiner, poi vince un rimpallo con Pavana, poi termina fuori Nischler. Aspetta l'avanzata di Scholl, poi si fa dare il pallone, prova a svariare su tutto il fronte d'attacco Nischler. Reiner perde il rimpallo. E allora, quando sono trascorsi 5 minuti e mezzo dall'inizio di Meran Trento, ancora sullo 0-0, rimessa laterale per la formazione ospite. Pavana spazza via, guadagna un'altra rimessa laterale. Si guarda intorno, sceglie di cercare una compagna in avanti, era Rosa, non riesce però ad agganciare. Allora il Meran subito verticalizza con una grandissima velocità il pallone in mezzo per Massa. Stava diventando molto pericoloso, ci mette una pezza Tomasi, poi recupera ed esce molto bene Antolini in classe. Poi bella anche la diagonale difensiva da parte di Vaccari, che lascia sfilare il pallone. Bella l'azione che aveva provato ad imbastire il Meran per Massa all'interno dell'area di rigore. Adesso il Trento che si fa vedere avanti da sinistra con Lucin. Vediamo inquadrata. Adesso riesce a scaricare il pallone, ma il Meran mette fuori e ricomincia con Cattuzzo. Il velo da parte di Nischler non è una buona idea, perché recupera il Trento soltanto per un attimo. Grande intensità nel recupero palla del Meran. Kiem ricomincia da Gallea. Alza la pressione il Trento con Rosa. Poi Vaccari costretta a rilanciare lungo. Tonelli. Bello il dribbling da parte di Lucchetta, che poi però ricomincia da dietro. Da Tonelli. Lucin ha un po' di spazio, il pallone è troppo lungo, peccato per il Trento, non è riuscito ad uscire abbastanza bene in questa occasione. Allora Turrini con le mani guadagna un'altra rimessa laterale. Squadra molto strutturata il Meran, anche il Trento. 8 minuti
Passati adesso 0-0 il punteggio con i piedi Rubinaccio. Un po' rischioso il dribbling di Tomasi, che evita guai peggiori, ma anche la palla, e dunque perde il possesso. Reiner cerca Nischler in palleggio, poi Cattuzzo a 2 tocchi, bello poi il pallone in verticale di Kiem. Ancora il Trento che deve guardarsi dall'aggressività del Meran. Di testa Cattuzzo, poi il pallone che viene spazzato via dal Trento e finisce sui piedi di Vaccari. Tutto lo spazio per ricominciare. Kiem velocemente, sempre a 2 tocchi per Scholl. Gallea, Scholl, un po' di spazio, no, perché è costretto a verticalizzare. Lo fa male Pavana con le mani. Ancora nessuna nitida occasione creata dalle due squadre, ma fase di studio ad altissima intensità, sempre con la palla a terra da parte di entrambe le formazioni. Scholl con le mani, aspetta l'arrivo di Kiem, però non la serve, allora trova la testa di Pavana che prolunga ancora in rimessa laterale. Cattuzzo torna indietro da Gallea. Kiem, quando palleggia lì il Meran, la palla è difficile da recuperare per il Trento. Poi la verticalizzazione da parte di Gallea non va a buon fine, allora il Trento che esce con Baldo. Mascanzoni, un po' di spazio, ma troppe maglie bianche attorno a sé, sceglie di cambiare gioco, trova la testa di Cattuzzo. Ancora Baldo, prova la verticalizzazione, è una bella idea per Lucchetta. Se ne va via, ce l'ha sul sinistro, prova poi la conclusione a rete. Ha di fatto la prima conclusione nello specchio della partita. Arriva da parte di Lucchetta con il sinistro, nessun problema per Caser. Bello però il modo in cui si è liberata Lucchetta di Scholl. Le compagne forse avrebbero preferito il pallone in mezzo. L'azione si è conclusa così, mentre siamo già dall'altro lato sul destro di Massa, che controlla e poi prova ad incrociare. Anche per Rubinaccio c'è da fare, insomma. Pallone che è uscito nel frattempo, allora ancora Meran in possesso. Kiem cerca una compagna che però è a terra, forse non se n'era accorta. Vediamo di chi si tratta, è nascosta dalla panchina, forse si tratta di Willis, che adesso si accascia a terra, forse un problema dovuto a un colpo allo stomaco. Intervengono adesso i sanitari chiesti dall'arbitro, che poi però li ferma. Tutto ok, si rialza la 10 del Meran. Si ricomincia con la rimessa laterale del Trento, ancora di testa Kiem. Lucin trova una compagna, era Rosa, che però gira male di testa, non poteva fare tantissimo lì. Kiem non si accorge che arriva un avversario alle sue spalle, poi un po' inspiegabile la scelta di Morleo di rilanciare immediatamente, ma per nessuna compagna, se non per Vaccari che recupera e rilancia a lungo. Willis arpiona il pallone, poi si ferma un attimo, aspetta che arrivino le compagne, ma tutto il Trento si risistema nella sua metà campo, perde un po' di spinta, ricomincia da Gallea, che preferisce non palleggiare, rilanciare subito. Si scontra però sul muro blu del Trento.
rimessa laterale, già battuta, bello lo scambio, Scholl ha un po' di spazio sul mancino, rientra sul destro, prova il cross, si oppone Pavana, Cattuzzo di testa, non bene, poi non interviene l'arbitro sull'intervento lamentato dal Trento. Kiem, bello il cambio di gioco, ce l'ha al volo sul destro Massa, e non si è fatta ingolosire e ha preferito calciare con il piattone. Forse lì anche al volo sarebbe stata una soluzione più rischiosa, ma magari più efficace. Pallone fuori, rimessa dal fondo, Rubinaccio batte corta, poi Tonelli, va da Tomasi che avanza, Tomasi poi sbaglia, rischia tantissimo e verticalizza subito il Meran per Massa che ce l'ha sul mancino, poi non abbocca alle finte Tonelli. Brutto rischio corso da Tomasi che ha perso un pallone molto velenoso, quasi al limite dell'area di rigore. Kiem, ancora Meran, dà la sensazione di essere molto molto pericoloso quando alza i giri del palleggio. Qui bello il velo da parte di Mascanzoni che poi se ne va via in velocità, rientra Kiem e con fisico ed esperienza permette il recupero di Vaccari. Pallone ancora in campo, Massa che fa un lavoro anche in fase difensiva, cambio di gioco a cercare Reiner, poi al volo Willis per ancora Reiner, troppo lungo, finisce fuori. Pavana si andrà ad occupare di questa rimessa laterale. Baldo ha toccato pochi palloni perché poche volte il Trento è riuscito a costruire da dietro con il pallone a terra. Scholl, rimessa laterale per il Meran. Reiner, c'è il sinistro di Gallea, però non funziona, allora ricomincia il Trento da Tonelli, capitano del Trento. Rubinaccio rilancia via direttamente in zona laterale. Meran ancora in possesso palla da sinistra con Reiner, stavolta raddoppiata, non riesce ad agganciare il pallone, spazza via il Trento direttamente tra le braccia di Caser. Vaccari, un po' di spazio, avanza, ce l'ha sul destro, poi sceglie di rilanciare lungo direttamente sul petto di Willis, molto preciso il lancio lungo, poi si incarta un po' sul pallone. Massa in qualche modo permette il recupero a Kiem. Turrini avanza, c'è sempre il raddoppio del Trento, rimessa laterale ancora Kim che ha un po' di spazio per inventare, due volte però deve ritornare indietro da Vaccari, nessuno a morderle le caviglie, allora recupera, si gira e ricomincia. Massa controlla, poi c'è però il fischio da parte dell'arbitro, gamba tesa, gioco pericoloso, anche toccata al volto nello specifico Antolini. Sarà calcio di punizione per il Trento. 0-0 ancora il risultato quando abbiamo abbondantemente superato il quarto d'ora di gioco. Tonelli si occuperà di questo calcio di punizione. Vediamo se andrà a lungo, sì, però direttamente addosso a Kiem. Massa di testa Willis, un po' così il controllo, poi verticalizzazione del Meran all'indirizzo di Massa, indossa il numero 77, troppo lungo. Allora adesso il Meran che recupera con Reiner, il cross interessante ma ribattuto dalla difesa del Trento che poi si appoggia a Rosa che controlla e ricomincia. Bello adesso come si distende il Trento con Mascanzoni che non sfrutta la sua velocità ma aspetta l'arrivo di Lucin, però
non controlla il pallone in tempo. Allora, come segnalato dal signor Bissolo di Legnano, il pallone era già uscito e si ricomincia con la rimessa del Meran. Gallea, Scholl, azione da destra a sinistra che però finisce. Bello l'anticipo di Gallea. Rosa nello specifico si fa anticipare. Scholl, bello il dribbling con cui si libera di Lucchetta. Allora Willis ha un po' di spazio per controllare. C'è stato però un fallo con palla lontana, sembra ai danni di Nischler. Sta un po' uscendo dal gioco negli ultimi minuti. Meran ha bisogno della sua qualità, della sua iniziativa per essere ancora più pericoloso in avanti. Calcio di punizione. La battuta lunga direttamente in area di rigore, proprio all'indirizzo di Nischler. Poi Reiner, un po' di spazio, deve controllare, andare all'1 contro 1, rientra sul destro contro Pavana, non va al cross, ritorna da Kiem, poi la scodellata in mezzo, è interessante, ma capisce tutto Rubinaccio che esce e rimette subito con le mani per Lucin. Guadagna spazio il Trento. 20° minuto di gioco che sta per terminare adesso. Lucin con le mani. Cerca Mascanzoni che controlla, poi però si fa toccare il pallone. Guadagna comunque una rimessa laterale nella stessa identica zona. Se ne occupa come sempre Lucin da quella parte. Rosa, bello il tocco di prima per Antolini, che però non può riuscire ad evitare la rimessa laterale. Pallone fuori, Meran che ricomincia con Turrini. Con le mani, sa bene a chi darla, poi adesso trova Massa di testa che restituisce a Turrini, poi va con il mancino a spazzare via. Non riesce ad intervenire Willis. Allora ancora Trento che da dietro, bello l'anticipo di Kiem. Meran si fa vedere in avanti. Sulla fascia destra Turrini. Cercare Willis che gira bene. Kiem, Scholl, Reiner, sbaglia il passaggio Scholl. Reiner la voleva sui piedi, invece il pallone era un po' troppo defilato, finisce fuori. Trento che ricomincia e va dietro da Rubinaccio con il mancino, bene, si libera del pallone. Ottimo anche il controllo di Lucin, che poi prova a cercare lo scatto di Mascanzoni. Capisce tutto Vaccari, che trasforma l'azione da difensiva in offensiva e poi si butta anche in avanti. Massa subisce il raddoppio e non è d'accordo con la decisione del guardalinee di assegnarle la rimessa laterale. Contro, abbatte il Trento. Lucin, Mascanzoni non può controllare questo pallone, è troppo forte. Allora Turrini, Hakim vicina libera, la vede adesso, il pallone di prima restituito e poi messo in mezzo. Turrini, Kiem ricomincia da sinistra, non perde mai la palla, la numero 8 del Meran, mai. Ancora Kiem, questa volta sì, perché affretta un po' la giocata per la sovrapposizione di Scholl. Poi Giulia Rosa non riesce a controllare il pallone, ma guadagna comunque una rimessa laterale perché induce all'errore Vaccari.
Pavana per Lucchetta, poi perde la sfera, rimessa adesso per il Meran. Nischler, si sta vedendo poco tra le fila del Meran, c'è bisogno di lei se la formazione di casa vuole aumentare un po' i giri, che insomma sembrava voler tenere nei primi minuti, poi si è un po' abbassato, si è abbassata un po' l'intensità della partita. C'è il fallo adesso sulla stessa Nischler. Allora Scholl mette il pallone, lo sistema, lo gioca per Nischler, che però non controlla bene, poi perde il pallone. Lucchetta, bello il suo dribbling, poi si libera del pallone Baldo. Tonelli con calma per Tomasi. Tomasi ha un po' di spazio, attenzione perché si allunga un po' il pallone, poi lo gioca fortissimo sui piedi di una compagna, si trattava di Rosa, non lo può controllare, riesce comunque ad guadagnare una rimessa laterale. Lucin, controllo di Mascanzoni, non c'è tocco di mano secondo l'arbitro. Antolini ricomincia da Baldo, che poi prova a mettere in mezzo. Kiem di testa, non bene, che Mascanzoni recupera il pallone, prova ad andarsene in dribbling, c'è anche riuscita e costringe al sandwich Massa e Turrini. L'arbitro se ne accorge, nessuna protesta. Calcio di punizione interessante, che può essere messo in mezzo da una con i piedi educati come Baldo, che poi però lascia il pallone a Pavana, e non va a saltare, andrà a battere il calcio di punizione. 26esimo minuto, ancora 0-0 il punteggio tra Meran e Trento. Arriva adesso il fischio dell'arbitro. Pavana, il pallone in mezzo, non è male, e invece troppo lungo, direttamente fuori. Né un tiro né un vero e proprio cross. Il Meran che ricomincia con Scholl, Gallea mette fuori, guadagna una rimessa laterale. Cattuzzo non controlla il pallone, lo gioca di prima, però permette il recupero del Trento, che ricomincia da Rubinaccio. Sbaglia il rinvio, lo mette direttamente fuori all'altezza della tre quarti. Turrini per Willis, che gliela restituisce, ma buttandola direttamente fuori. Allora rimessa per il Trento, ci sono due palloni in campo, uno viene messo fuori. Lucin chiede indicazioni all'arbitro sulla posizione da tenere per battere questa rimessa. Batte adesso Mascanzoni, prova a liberarsi di Massa, è un bel duello lì sulla fascia destra per il Meran, sinistra per il Trento. Mascanzoni contro Massa. Antolini spazza via, poi con una deviazione Mascanzoni non riesce a controllare. C'è Turrini che si libera bene del pallone e trova liberissima Kim. Massa, un po' di spazio per andare, sfruttare la sua velocità, ne porta a spasso una. Antolini, poi lo scambio bello del Meran che arriva al cross e poi conquista anche un calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo per il Meran. Massa se ne occupa lei, sistema il pallone con il destro, il pallone avrà una traiettoria di uscire, lo batte adesso, è molto interessante, mette fuori la difesa del Trento, mette fuori Tomasi,
poi ancora rimessa laterale per il Meran. Scholl, pallone in orizzontale, giocato male. Antolini, Baldo, ancora dietro per Tomasi. Tonelli, non ha fretta il Trento, non ha paura di ricominciare da dietro con la palla a terra. Poi Baldo un po' leggera su questo disimpegno. Per un attimo il Meran si rende pericoloso, poi arriva la girata da parte di Willis, che però era in posizione di fuorigioco, prontamente fischiato dal guardialine. Fuorigioco di rientro della numero 10 del Meran. Tonelli, Tomasi, ancora Tonelli, capitano del Trento, ricomincia dietro da Rubinaccio, accetta il pressing, il baricentro del Meran che si alza per andare a recuperare il pallone, il Trento. Poi però Rubinaccio direttamente con la battuta lunga, ancora un ping pong che finisce direttamente tra i piedi di Rubinaccio. Tonelli, Antolini, ricomincia da Tomasi, deve andare lungo, così è, prova a cercare lo scatto di Lucchetta, trova la difesa del Meran, poi Cattuzzo se ne va bene in dribbling, poi si esalta, prova il destro addirittura, non lontanissimo dalla porta, era lontanissima la posizione da cui ha calciato. Gesto comunque apprezzato dai tifosi presenti sugli spalti. Siamo entrati nella mezz'ora di gioco, poi rischiosissimo il disimpegno da parte di Tomasi. Rubinaccio spazza via Antolini, in percussione Antolini e si frappone usando il fisico Kiem, che poi si gira, consegna a Turrini, dribbling, poi ci pensa Vaccari a spazzare via. Baldo vuole sfruttare l'opportunità il Trento, poi c'è un intervento abbastanza duro da parte di Turrini su Lucin, ma non c'è nulla, semplice rimessa laterale per il Meran, rimane a terra Lucin. Intervento abbastanza duro ma sul pallone secondo l'arbitro, quello di Turrini. Rimane a terra, come vi ho raccontato, Lucin, infatti intervengono i sanitari. Si rialza adesso, un po' zoppicante. Sembra essere comunque rientrato il problema. Adesso corre. Allora si riprende con la rimessa laterale del Meran. Soltanto per un attimo. Sta crescendo il Trento comunque anche nella personalità, seppur con qualche rischio in difesa. Insomma, il possesso palla e la voglia di essere pericolose con la giocata pensata e la palla a terra. 33esimo minuto di gioco, ancora a 0 il punteggio. Scholl prova ad agganciare il pallone Morleo, non ci riesce, pallone fuori, ancora rimessa per il Meran. Cattuzzo ricomincia da dietro, Turrini, Massa, bello lo stop a seguire con il sinistro e poi però non abbocca Lucin, ma Scanzoni prova subito lo scambio, il dai e vai con Rosa, che però si fa anticipare, poi Antolini, anzi Baldo, scusate, commette fallo. Vaccari sul pallone,
deciso per l'occasione di abbandonare la propria posizione in difesa. Sale gran parte del Meran. Vediamo se si tratta di uno schema. Il pallone è battuto in mezzo, il colpo di testa da parte di Nischler, che trova una deviazione non vista dall'arbitro. Allora sarà rimessa dal fondo per la squadra ospite. Rubinaccio, vediamo se va a lungo o batte come sempre corto. Sì, va corto. Tonelli, ce l'ha sul destro. Lucin deve avanzare subito, cercare la sovrapposizione di Mascanzoni, che non aggancia, e poi commette fallo a Turrini. Vaccari sistema il pallone, le batte sempre lei queste punizioni. Verticalizza subito con la battuta lunga al limite dell'area di rigore. Cattuzzo di testa vince un rimpallo, il pallone diventa buono per Massa, poi arriva il destro di Nischler, pallone teso ma ribattuto dalla difesa del Trento. Poi controlla Turrini con esperienza, lascia sfilare il pallone in rimessa laterale. Kim nasconde la palla, ricomincia da dietro con Vaccari, poi per Gallea. Reiner, Cattuzzo, cambio di gioco per Massa di petto, molto bene per Willis, poi il pallone giocato ancora per Massa, prova a crearsi lo spazio ma ha capito tutto Antolini, molto bene in recupero. Antolini non permette al poi gioco di prestigio da parte di Willis, che arriva al cross interessantissimo, è pronta Pavana a ribattere via Antolini. Trento che prova ad uscire, Baldo perde un po' di sprint e allora ricomincia da Tomasi. Baldo ancora, pallone bello in orizzontale per l'avanzata di Lucin, però non riesce a controllare, forse anche un po' per le condizioni del campo non esattamente perfette. E allora Kim, Gallea cerca Reiner, pallone troppo centrale, ancora di testa Vaccari per Massa, un po' di spazio, non si sa se mai se va sul destro o sul sinistro, un problema per il Trento. Poi spazza senza pensarci un attimo Tonelli, direttamente in fallo laterale. Turrini, ancora la palla recuperata da Mascanzoni, ce l'ha Rosa adesso, che però torna un po' indietro, poi cambia gioco per Lucchetta, arriva il ritorno di Reiner, allora Meran che riparte e ricomincia da dietro, pallone che non stava favorendo Kim, poi in qualche modo riesce a giocarlo. Turrini deve proteggere il pallone con il corpo, ricomincia da dietro per Gallea. Vaccari, la spazzata, poi c'è... no, non c'è nessun fallo, l'arbitro sembrava voler intervenire. Kim ricomincia, Cattuzzo, Scholl va al duello con Lucchetta, ancora Nischler, questa volta il dribbling riesce. Willis, lo scambio con Nischler, aveva capito tutto Tomasi, che di fatto anticipa, conclude l'azione del Meran. Poi Rubinaccio per Lucin, che non controlla, insomma evita comunque guai peggiori. Turrini con le mani aspetta l'arrivo di Reiner, che cambia fascia, deve proteggere l'attacco di Lucin, guadagna il massimo, una rimessa laterale in quell'occasione. Pallone che andrà a battere Gallea, addirittura forse per sfruttare le sue capacità su queste rimesse laterali. Con una battuta lunghissima, praticamente direttamente in area piccola, poi il colpo di testa
sul colpo prolungato di Kim. Guadagna un calcio d'angolo, un tiro dalla bandierina. C'è Massa. Vediamo se va corto lo schema. No, va lungo direttamente a cercare proprio Gallea, che poi però non si capisce con Massa e mette di fatto il pallone fuori. Respira il Trento. Fase difficile per la squadra ospite in questo frangente. Lucin con le mani. Reiner che forse ha fatto proprio un cambio di fascia, perché adesso la vediamo sempre lì a destra. Poi provata l'imbucata per Nischler, troppo lunga, direttamente sui piedi di Rubinaccio, che poi raccoglie con le mani. Tonelli. Capisce tutto Kim. Bella la verticalizzazione per Nischler, ha un po' di spazio, vediamo se va al cross. Sì, va al cross, ma dove non c'era nessuna compagna. Poi il destro da parte di Cattuzzo. Questa è andata molto molto vicina al palo, alla sinistra di Rubinaccio. Rivediamo il replay, ma che bella l'imbucata di Kim per Nischler. Mette fuori in qualche modo la difesa del Trento. Forse c'è stata anche una deviazione sulla conclusione di Cazzutto, sì. Cattuzzo, poi il tiro, attenzione, dalla bandierina, il colpo di testa che finisce sulla parte alta della traversa e poi rientra incredibilmente in campo. Turrini. Spazza via, pallone che termina fuori. E sarà rimessa dal fondo per il Trento. Ricomincia da Tomasi. La battuta lunga non può agganciare Kim. Ancora Tonelli. Tonelli per Lucin, che aggancia e prova a cercare subito Mascanzoni. Non può agganciare il pallone. Allora Baldo cambia tutto. Lucchetta va all'1 contro 1. Rientra sul mancino. Pallone deviato. Baccari mette fuori. Lucin sbaglia qui sull'aggressione di Reiner, che vince poi 2 rimpalli. Prova il pallone in profondità per Willis e poi verso Massa. Grande occasione per il Meran, non sfruttata. Un po' impreciso, anzi sicuramente impreciso il suggerimento di Willis per Massa, che adesso ha cambiato fascia. Attacca da sinistra. Troppo lungo il pallone, ma era di fatto un 2 contro 1. Adesso rimessa laterale per il Trento. 0-0 il punteggio, 42 minuti sul cronometro. Pavana con le mani, non sa a chi darla, adesso sì, trova Lucchetta. Poi colpo con il destro, ma per nessuna compagna da parte di Rosa. Pavana finisce fuori il pallone. Pavana ancora a controllare il pallone, ma tutto il Meran resta lì davanti. Con le mani finta il passaggio, poi arriva adesso Massa di testa. Recupera subito il Meran con Scholl. Kim prova la scodellata in mezzo, dove però non c'è né Nischler né Willis. Trento che riparte con Morleo. Solo per un attimo, ancora Scholl. Bello il dribbling, poi Nischler ancora ce l'ha sul destro. Il tentativo di Willis. Ricomincia da dietro il Meran, lascia sfilare via Gallea. Rimessa laterale. Ancora il Meran. Da sinistra Scholl con le mani a cercare Massa. Cattuzzo sbaglia il passaggio, poi di testa per Kim, che è liberissima e riesce a trovare Scholl. Poi la verticalizzazione un po' forzata, questa giocata da parte di Scholl per Massa. Riparte il Trento da destra con Morleo. Rosa
prova ad andare via in velocità, non ce l'ha proprio nelle corde questa giocata, infatti la palla esce. Ancora Scholl, sembra di capire che verrà concesso un minuto di recupero al 45esimo, cioè alla fine del primo tempo. Stiamo per entrarci adesso nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo. Ancora 0-0, vi ricordo il punteggio. Pavana andrà a battere questa rimessa con le mani. C'è tantissimo vento allo stadio Combi di Merano. Pallone che effettivamente spesso assume delle traiettorie strane. Recupera Cattuzzo molto bene usando il fisico. Poi il pallone per Nischler che perde questo confronto con Antolini. Kim che subisce il fallo, l'arbitro dà il vantaggio, poi arriva il destro di Nischler, destro deviato, allora sarà calcio d'angolo. Vuole chiudere in attacco questa prima frazione il Meran. Massa va ad occuparsene, affretta un po' le operazioni. Massa della rincorsa, il pallone in mezzo, battuto sul secondo palo. Reiner non riesce a staccare di testa. Ci sarà un altro calcio d'angolo, ma questa volta dalla bandierina opposta. Stavolta ha deciso di andare con un pallone all'indirizzo del secondo palo. Massa, vedremo questa volta tutte o quasi nell'area piccola le giocatrici del Meran. Stavolta primo palo, ancora verso Reiner che non gira di testa. Pallone messo fuori, ancora nella disponibilità del Meran. Scholl, Nischler, controllo un po' difettoso. Scholl comunque lo tiene in campo il pallone. Massa, un po' di spazio, vediamo se punta subito l'avversaria. Sì, lo fa, ma Morleo insieme a Pavana questa volta non abboccano e riescono a recuperare il pallone. Kim stavolta batte il pallone direttamente addosso a Rosa. Il pallone in profondità, ancora Scholl che questa volta subisce il fallo, ma non c'è più tempo, con qualche protesta da parte del pubblico di casa, perché l'arbitro fischia 2 volte, dice che per la prima frazione può bastare così, nonostante ci fosse probabilmente il fallo proprio ai danni di Scholl. Allora Meran Trento ancora ferme sullo 0-0 quando siamo alla fine del primo tempo, e noi voliamo a bordo campo dove c'è la nostra Vita Locantore che intercetterà una delle protagoniste in campo. C'è tantissimo vento che forse sta un po' anche influendo nell'economia del gioco da parte di entrambe le squadre. Vediamo se la nostra regia riesce ad ottimizzare il collegamento con, dicono, Azzurra Massa, esterno con la maglia numero 77. Invece no, arriva Arianna Cattuzzo, come mi viene comunicato. Allora, 0-0 il punteggio, e proprio sentiremo Arianna Cattuzzo, che è stata forse la giocatrice che più è andata vicina alla rete nel primo tempo, con quella conclusione da fuori con deviazione che è stata insomma molto molto vicina al palo.
vediamo anche quali sono le sue impressioni per quella che è stata la prima frazione, ma soprattutto per quella che sarà insomma la seconda parte di un match di certo non avaro di emozioni, forse un po' influenzato dal vento. Eccola, la vediamo inquadrata, Arianna Cattuzzo, ci sei andata molto 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 vicina con quella conclusione da fuori, forse è stata l'occasione più pericolosa per adesso del primo tempo. Sì, esatto, ci sono andata molto vicina, c'è stata una deviazione, purtroppo è uscita. Sì, è stata l'occasione penso più pericolosa della partita, però adesso proveremo a farne molto di più per cercare il gol. È una partita che si gioca molto sui duelli, uno contro uno, ad esempio quello sulla vostra fascia destra, adesso ho visto che Massa è passata a sinistra, ma ad esempio Massa contro Mascanzoni per tutto il primo tempo. Qual è la chiave per sbloccare un match che comunque ha regalato diverse emozioni ma è ancora fermo sullo 0-0? Io penso che, visto che è una partita molto fisica, bisognerà essere più concrete nei contrasti, vincerne di più di loro e basta. Siamo tutte e due squadre molto forti e bisogna vincere i contrasti. Arianna, ti chiedo un'ultima cosa e poi ti lascio raggiungere le compagne, visto che oggi è una giornata molto importante, come si vince anche da quel segno rosso che hai sulla guancia, di lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne, perché si sta giocando una partita sul campo, ma se ne gioca una ancora più importante fuori. Sì, esatto, abbiamo questo segno appunto per la violenza, contro la violenza sulle donne. In questi giorni c'è stato l'evento di Giulia che mi ha toccato molto, ma come a tutte noi ragazze. E io voglio fare un invito a tutti a rispettare di più le donne e cercare di avere un equilibrio tra maschio cioè tra femmina e maschio. E basta, speriamo che questi eventi non succedano più e che anche le donne siano rispettate come gli uomini. Grazie Arianna Cattuzzo per il tuo messaggio e buon secondo tempo. Noi ci andiamo a risentire, come sempre, per la seconda frazione di Meran Trento. A dopo.
vedi se ti senti. E rieccoci in diretta dallo stadio Combi di Merano, in diretta anche sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Ancora un rinnovato saluto dal vostro Marco Massimino Cocuzza per raccontarvi la partita tra Meran e Trento, valida per la 12ª giornata di Serie C femminile, girone B, ancora 0-0 il punteggio al termine del primo tempo. Meran che ha già fatto il suo riingresso in campo, non dovrebbero esserci stati cambi da parte di entrambe le formazioni in campo. Meran allenato da Andrea Campolattano, Trento invece agli ordini di Mauro Perina. Grandissima occasione per il Meran, soprattutto
passata dai piedi di Cattuzzo, che abbiamo anche sentito alla fine del primo tempo. Invece c'è un cambio, sì, nelle fila del Trento. Esce con la maglia numero 5 Lucin, che forse era ancora dolorante per l'intervento di Turrini nel primo tempo. Entra con la numero 3 Ruaben. Dunque primo cambio effettuato in partita. Si ricomincia adesso sul punteggio ancora di 0-0. Si riparte dai piedi del Trento, che ricomincia subito da dietro con Rubinaccio. Ruaben, primo pallone per lei, che gioca in verticale, le viene restituito subito da Mascanzoni, ma è direttamente fuori. Allora Turrini. Reiner che ricomincia come aveva finito il primo tempo, sulla fascia destra. Si è scambiato dunque a tutti gli effetti con Massa, che tocca adesso il pallone, ce l'ha sul destro, ne porta a spasso una, poi Kim per Reiner, controllo così. Allora Ruaben gestisce il pallone, poi contro due avversari riesce a far sì che il pallone non esca. E allora Morleo prova a mettere ordine. Rosa non riesce a controllare bene. Mascanzoni aspetta che le arrivi il pallone, poi viene spintonata da Turrini e si conquista un buon calcio di punizione. Tonelli sistema il pallone e lo batte per Ruaben. Ancora Tonelli spazza ma quasi mai via così tanto per il pallone il Trento. Arriva il cross da parte di Ruaben, molto lungo, molto alto, direttamente nei guantoni di Caser. Poi fa rimbalzare il pallone, va con una rimessa molto lunga, molto alta, di testa va Morleo. Poi ancora spazzata Nischler con il palleggio. È attenta però Tomasi. Va in pressione Baldo. Ancora Kim. Reiner. Baldo. Bello, apre per Nischler. Un'idea un po' avventata questa. Poi il controllo di Tomasi, poi spazza via. Ancora ping pong tra difesa e difesa. Mascanzoni di testa, Rosa non riesce ad intervenire, poi Antolini prova ad autolanciarsi con la testa, però finisce per toccare la sfera con la mano. E allora calcio di punizione per il Meran. Gallea sul pallone Vaccari, e poi finta proprio il passaggio per Gallea. Adesso sì, ancora Vaccari, rilancio lungo per Nischler, che ottimo il controllo, poi però le viene toccato il pallone. Scholl su suggerimento di Kim, colpo di testa, ottima la diagonale da parte di Tonelli, che poi però non permette al Trento di uscire. C'è il buon lavoro da parte di Mascanzoni, poi la verticalizzazione sui piedi di Rosa non va, poi lavora molto bene Kim, lo scambio di prima tra Willis e Nischler non va a buon fine, ma buon momento per il Meran. Cattuzzo per Reiner, non aggancia. Reiner, le tocca il pallone Baldo. Mascanzoni, ancora un fallo ai suoi danni che permette al Trento di respirare e interrompere l'iniziativa del Meran. Calcio di punizione nella propria metà campo. C'è Tonelli, rilancio lungo a cercare proprio Mascanzoni, che questa volta però non controlla. Morleo,
ancora per Mascanzoni, passaggio impreciso. Antolini, Morleo, Baldo, la gira di prima per Ruaben, che fa rimbalzare a terra il pallone. In quello stesso momento di fatto lo perde. Allora Turrini con le mani, Reiner, controllo un po' difettoso, ma ritorna nella disponibilità della sua squadra. C'è Nischler che lavora con il fisico, Reiner, il cross praticamente ad occhi chiusi, Willis però non interviene, poi mette fuori Antolini. Mascanzoni guadagna di fatto una rimessa laterale da sinistra. Ruaben, se ne occupa lei, neo entrata con la numero 3. Mascanzoni, tocca di testa Kim con la suola, ancora Kim che poi è costretta a ritornare indietro. Pallone per Scholl, ancora il pallone di ritorno da parte di Massa, si è vista poco in questo inizio di secondo tempo. Bello l'anticipo da parte di Tonelli, non aggancia Rosa. Scholl rientra sul destro, il suo piede preferito, poi prova a cercare una tra Nischler e Willis, non la trova, poi inciampa, ma ricomincia da dietro il Meran con Vaccari. Reiner prova ad andare via con il sombrero, capito tutto Antolini, che poi però ritorna indietro. C'è stato anche un fallo ai danni della stessa Antolini proprio da parte di Reiner. Allora calcio di punizione per il Trento. Da sinistra come sempre se ne occupa Tonelli, si guarda intorno, non sguarda a destra, non sguarda a sinistra, poi si decide adesso direttamente però sui piedi di Reiner. Nischler, verticalizzazione sbagliata, poi in due tempi riesce a mettere via Tomasi. Rimessa laterale, Massa con una finta riesce ad eludere l'intervento avversario, poi è costretta però a tornare indietro da Cattuzzo. Reiner su suggerimento di Kim non riesce ad agganciare il pallone, allora finisce fuori, rimessa dal fondo per il Trento. Rubinaccio si fa dare subito il pallone, vedremo se ricomincerà come sempre, sì, dal basso. Tonelli avanza, Ruaben subito controllo e appoggio. Stessa cosa per Mascanzoni che conquista una rimessa laterale. Ruaben con le mani, Antolini. Reiner molto aggressiva, fin troppo perché commette fallo e invece no, l'arbitro la dà al Meran. Forse un tocco con la mano ravvisato da Bissolo di Legnano. Kim, il pallone in mezzo, pallone che si alza a campanile al limite dell'area di rigore del Trento. Cattuzzo riesce in qualche modo a proteggere il pallone, a cederlo a Reiner, che poi prova subito il suggerimento per Nischler. Adesso c'è l'opportunità per il pallone in mezzo all'indirizzo di Nischler, pallone messo in mezzo sembra da Willis al termine di un parapiglia in area di rigore, e poi però è mancata la zampata vincente alla giocatrice che di gol in campionato ne ha fatti 20. C'è comunque calcio d'angolo per il Meran, sempre Massa, il pallone molto interessante, il colpo di testa adesso sì da parte di Nischler, che salta più in alto di tutte e va ad insaccare per l'1-0 del Meran, che sblocca il match quando siamo al 55esimo minuto.
Invece no, scusatemi, è stata Gallea di testa. Mi era sembrato in un primo momento di aver visto 20 sulla maglia, invece era 22. A segnare è stata Gallea di testa. Molto spesso succede, si costruisce, si gioca con scambi molto rapidi, ma poi a risolverla può essere anche un difensore che sale dalle retrovie su calcio piazzato. Fatto sta che il Meran conduce per 1-0 sul Trento, che aveva tenuto tutto sommato difensivamente abbastanza bene. Adesso c'è però ancora l'opportunità del Meran. Recupera il Trento con Pavana. Deve riordinare le idee il Trento, come avete sentito dallo speaker. A segnare con la maglia numero 22 Camila Galea. Ancora Meran che però vuole fare 1-2, non vuole accontentarsi. Il Trento invece ha bisogno di riordinare le idee, ritrovare l'aggressività, cosa che finora nel secondo tempo non è riuscita. Addirittura ci ha provato da lontanissimo qui lo stesso Meran. Mi è sembrato Massa, insomma non è stata una grande idea. Poi c'è il mancino di prima intenzione all'indirizzo di Rubinaccio. Come vi dicevo, Meran che aveva attaccato sì, e il Trento tutto sommato era riuscito a tenere sulle iniziative dal punto di vista difensivo, a rischiare non più di tanto. È bastata un'accelerazione lì sulla fascia, sull'asse Willis-Nischler, e poi è arrivato il calcio d'angolo che ha portato di fatto all'1-0. Ma è ancora lunga, lunghissima. Siamo al 57esimo minuto. Trento che prova a riorganizzarsi. Baldo. Chiamano l'intervento dell'avversario. Allora ancora Meran sulla fascia con Willis, che non può arrivare su questo pallone in tempo. Lo mette in mezzo, ma quando era già uscito, allora rimessa dal fondo. Trento che stavolta invita il proprio portiere Rubinaccio ad andare con la battuta lunga, più lunga possibile, per avvicinare il pallone all'area di rigore avversaria. Allora Mascanzoni prova a tenere questo pallone. Era Antolini riesce a guadagnarsi questo calcio di punizione che permette al Trento di abbandonare la propria metà campo, ma deve cominciare a tirare in porta la formazione giallo-blu per impensierire un estremo difensore del Meran, Caser, che di palloni con le mani praticamente non ne ha mai toccati. Va in orizzontale proprio Ruaben, ricomincia da dietro, si passa adesso da Pavana, un po' di spazio per il mancino, capisce tutto Kim, che legge bene. Massa, Baldo, non è una cattiva idea il pallone per Rosa. Poi ancora Baldo, prova la scodellata in mezzo. C'è un fallo proprio sulla numero 10 del Trento, che porta anche all'ammonizione di Kim sul fallo. Calcio di punizione che è molto molto interessante per posizione e anche per lontananza dallo specchio della porta. Mentre vedo una giocatrice raggiungere la panchina del Trento, probabilmente Perina sta pensando ad un altro cambio. Sul pallone mi sembra di capire Pavana, rincorsa abbastanza lunga. Arriva il fischio dell'arbitro, parte adesso la battuta che era molto forte ma direttamente sulla barriera. Ancora pallone che balla in area di rigore e poi il colpo di testa da parte di Rosa, che segna un gol incredibile di tacco per l'1-1. Giulia Rosa, ma che gol ha fatto!
fatto al 60° minuto sugli sviluppi di questo calcio di punizione. L'avete visto, il pallone messo in mezzo da Ruaben e poi di tacco ad anticipare tutte Giulia Rosa. Che gol! Uno a uno al 60° minuto, partita che si è stappata definitivamente. Adesso ancora il Meran al calcio per ridare inizio al gioco. Kim di testa, era chiamato alla reazione il Trento, una reazione che direi è arrivata abbondantemente. Pallone che poi balla adesso in area di rigore del Trento e interviene Rubinaccio che ricomincia da dietro, sempre con la palla bassa per Tonelli. Tomasi, un po' di spazio per servire Lucchetta, controlla Antolini. Reiner a combattere con Antolini. Antolini poi si ferma, torna indietro. Ruaben, presa un po' in controtempo, riesce comunque a controllare il pallone. Ancora lo scambio con Antolini, poi prova il dribbling, ne deve saltare praticamente due, non ci riesce. E ancora il Meran che prova a riprendersi dalla batosta del momentaneo pareggio. Trento invece sulle ali dell'entusiasmo anche per quello che è stato il gol bellissimo di tacco realizzato da Giulia Rosa. Recupera adesso Turrini. Massa, si è vista pochissimo nel secondo tempo. Massa prova ad andare via, Pavana però le taglia la strada e senza fallo recupera il pallone. Poi ricomincia da dietro con calma verso Tonelli. Rubinaccio, ancora Tonelli, poi senza guardare mette più lontano possibile il pallone, non abbastanza per toglierlo dalla disponibilità di Kim, che va al passaggio per Reiner, subito al cross, direttamente fuori, non c'era nessuna compagna. Allora sarà rimessa dal fondo per il Trento quando mancano poco meno di 28 minuti più eventuale recupero al secondo tempo. Ricomincia sempre con la palla corta Tonelli, poi sbaglia totalmente il passaggio, capisce tutto Gattuso, poi perde il pallone, forse un po' di stanchezza. Lucchetta, Baldo nel dribbling riesce. Giulia Rosa che adesso è rinvigorita dal gol, aveva avuto tantissime occasioni fino a quel momento. Può essere un evento che cambia totalmente la partita. Fino adesso così è, visto che ha portato al pareggio. Baldo, cresce anche nell'intensità il Trento. Bella la verticalizzazione tutta quanta per sempre in verticale per Pavana, che si conquista un altro calcio di punizione da posizione molto vicina ma defilata questa volta, e porta anche all'ammonizione di Gallea, che aveva portato al momentaneo vantaggio il Meran di testa sul calcio d'angolo battuto da Massa. Questa volta sul pallone c'è Baldo, perché verrà sicuramente messo in mezzo questo pallone, che la centrocampista con la numero 8 sistema. Nel frattempo Caser chiama la barriera, ne vuole due davanti al pallone a coprire il primo palo. Ti aspetta soltanto il fischio dell'arbitro, che arriva adesso. Baldo, il pallone in mezzo, il colpo di testa, messo fuori il pallone
Allora Reiner ricomincia, stavolta prova a lanciare lungo Massa, c'è Tomasi prontissima ad intervenire, che poi ricomincia indietro, il pallone poi giocato male da Rubinaccio per Tonelli, direttamente fuori. C'è un cambio però, come segnalato dall'arbitro, nelle file del Meran. Questa volta entra con la maglia numero 21 non so se riusciamo a capire di chi si tratta nel Meran, ed esce comunque Reiner. La battuta da parte del Meran con le mani per Nischler, che deve liberarsi di due avversari, poi riesce ad arrivare al cross. Rainer Stefani con Per Anna Catarina. Baldo ricomincia per il Trento. Prova il pallone in mezzo il Trento, Mascanzoni finta il tiro, poi appoggia per Rosa, che lamenta anche un intervento. Il pallone poi che balla da un lato all'altro del campo. Squadre adesso anche un po' lunghe. Tonelli rischia un po', poi il pallone giocato da Kim, ancora Tonelli in anticipo, verticalizza immediatamente per Rosa, che poi con il mancino rilancia a cercare Mascanzoni, ha spazio, può puntare Turrini, doppio passo, poi il pallone troppo arretrato per Lucchetta, che non può riuscire ad agganciare. Anzi scusate, era Morleo, scusate, non poteva agganciare il pallone, troppo arretrato per lei, che stava aggredendo l'area di rigore avversaria. Poi c'è il lavoro di Willis, che combatte, non riesce a recuperare questo pallone. Tomasi dietro per Rubinaccio, Baldo ha spazio, si libera subito del pallone. Ruaben non riesce a tenere in campo il pallone, allora è fuori. Rimessa laterale per il Meran. Nel tempo mi dicono dovrebbe essere entrata con la maglia numero 15 Catarina Pir nel Meran. Ancora il Meran che prova però con più confusione e meno idee chiare a imbastire nuove azioni d'attacco. Un po' scottata la squadra di Campolattano dal pareggio subito, non è più riuscita a creare dei veri pericoli dalle parti di Rubinaccio. Trento invece che ha cambiato passo, poi nello specifico Baldo non si accorge dell'arrivo di Kim e commette fallo. Alla battuta ancora Gallea, il pallone battuto in area di rigore di testa Tonelli, poi lamentano un possibile tocco con il braccio in area di rigore del Trento.
Siamo entrati nel frattempo negli ultimi 20 minuti di gioco, al 70° sul cronometro, ancora 1-1 il punteggio, con le mani il Meran subito dentro l'area di rigore, questa volta ancora un tocco da parte di Baldo, che però aveva toccato prima con il piede, poi sul rimbalzo magari sì, c'è stato il tocco. L'arbitro lascia correre nonostante le nuove proteste da parte del Meran. Nel frattempo gioco che rimane fermo, forse l'arbitro che aveva bisogno di andare a scambiare due paroline con qualcuno della panchina. Sarà rimessa dal fondo per il Trento. C'è stato un cambio, entra nel Trento la maglia numero 11 Pisoni ed esce l'autrice del gol con la maglia numero 10 Giulia Rosa. Dunque altro cambio nelle fila del Trento dopo Ruaben. Rimessa laterale per il Meran. Turrini con le mani. Cercare Nischler, non può intervenire. Poi ancora Nischler. Stavolta però non riesce a controllare bene il pallone, allora calcio di punizione poi per il Trento. Tonelli, Baldo. Stavolta la verticalizzazione non va. Massa appoggia per Nischler. Kim. Il pallone per Willis. Ancora per Nischler che prova la girata di prima intenzione, ma il pallone rimbalza a terra, diventa debole. È centrale. Troppo facile per Rubinaccio riuscire ad intervenire. Poi esce palla al piede Tomasi. Baldo gira per Ruaben, ha un po' di spazio per avanzare sul sinistro, poi arriva l'intervento da parte di una giocatrice del Meran. Rimessa laterale, Antolini, pallone che passa tra le gambe di Turrini. Poi il tiro di prima intenzione non può impensierire Caser, che ribatte lungo senza Fronzoli a saltare il centrocampo. Non ci riesce ancora il Trento, che si fa vedere con Pavana. Ottimo l'anticipo da parte di Nischler. Ha un po' di spazio Willis, prova a cambiare totalmente gioco per la compagna, che poi si ritrova davanti al portiere, non riesce a concludere. Grande comunque l'intervento di Rubinaccio. Che occasione per il Meran. E poi il pallone che termina fuori. Grandissima occasione per il Meran di riportarsi in vantaggio. Rimessa laterale per il Trento, che è passato davvero sotto un tir con questa occasionissima per il Meran. Kim ancora sembra essere un po' rinvigorito il Meran dopo una prima fase di confusione, dopo il pareggio subito sul gol di Giulia Rosa. Adesso grandissima occasione per Pir, che è entrata da poco con la maglia numero 21. Arriva adesso la battuta con il pallone morbido in area di rigore.
Rubinaccio con le mani. Ancora il pallone di ritorno per Rubinaccio, non rinuncia mai al fraseggio e ad uscire palla al piede dall'area di rigore nonostante qualche rischio. Il Trento, Lucchetta, Baldo, poi sbaglia il pallone, bello l'aggancio poi di Massa, aspetta la sovrapposizione di Scholl, non la premia. Cattuzzo, Kim, pallone in verticale proprio per Pir, il pallone poi messo in mezzo di prima intenzione. Pir sembra aver un po' rinvigorito tutto il fronte offensivo del Meran. Ancora Kim lavora con il fisico, di fatto nasconde la palla, questa volta anche a se stessa. Il pallone finisce fuori sul raddoppio. Ultimo quarto d'ora di gioco più recupero a disposizione per delle due squadre per provare a vincere questa partita, comunque molto equilibrata fino a questo minuto. Ancora il Meran che però si fa vedere sempre di più in area di rigore avversaria, prova adesso a mettere il pallone in mezzo, non va. Kim non precisa qui, costringe la compagna a ritornare indietro da Caser. Trento che recupera, Baldo, Ruaben, mancino lungolinea, non va. Ancora Baldo, spazza via. Ancora l'aggancio da parte di Cattuzzo. Cattuzzo sulla fascia, prova a cercare Willis, non arriva a destinazione la sfera. Poi c'è l'intervento di Turrini, mette in fallo laterale Ruaben con le mani. Ci sono pronti altri due cambi. Nelle fila del Trento entra con la maglia numero 25 Chemotti. Vedremo chi uscirà. Siamo riusciti a vedere chi è uscita nelle file del Trento, mentre il Meran esce con la maglia numero 10, Willis entra con la maglia numero 17, Zipperle. Willis comunque apprezzabile per la quantità di palloni giocati, per l'intelligenza che mette sempre nel farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, e poi l'assist che ha servito a Nischler, l'occasione da cui è scaturito il calcio d'angolo dell'1-0, poi annullato di fatto da Giulia Rosa. Pochi istanti dopo il pallone giocato in profondità ancora dal Meran. 78esimo minuto che finirà tra 20 secondi. Ruaben, il pallone giocato in mezzo, sempre sulla verticale, poi a cercare lo scatto di Pisoni che non è ancora riuscito ad entrare in partita. Nischler prova a vincere due rimpalli, non ci riesce ancora, però Meran in avanti, resiste la difesa del Trento, poi spazza via il Trento. Vento che praticamente ferma il pallone, permette al Meran di ricominciare velocemente con questa rimessa laterale. Scholl la batte lunga, pallone ancora fuori, sempre con le mani. Scholl. Il Trento sostituisce la numero 21 Antonini Maia con Chemotti Michela. Nel frattempo, come avete sentito, nelle fila del Trento è entrata con la maglia numero 25 Chemotti, esce con la 21 Antolini. Poi il pallone, attenzione, giocato dal Trento, è arrivato poi sui piedi di Massa, che non è riuscito a dare né precisione né potenza, e ha permesso la parata addirittura in un solo tempo a Rubinaccio.
Ruaben, siamo già dall'altro lato. Baldo, il Trento che spinge, Pavana ha un po' di spazio, mette il cross in mezzo, ma troppo sulle mani del portiere. Caser che interviene, ma che occasione, adesso fa il paio con quella di Pir per Massa, che non è riuscito a superare Rubinaccio. Massa ancora gioca con la suola, un po' troppo, perché poi si trascina la sfera fuori. Pavana con le mani, ultimi 10 minuti di gioco, 1-1 il punteggio. Pavana non sa chi servire, poi sì, si ricomincia ancora, poi spazza il più lontano che può, al volo Turrini. Bella la giocata, tutta in orizzontale, attenzione Massa, un po' di spazio, Massa il cross in mezzo, capito tutto la difesa del Trento. Bella l'iniziativa di Zipperle, poi la verticalizzazione all'indirizzo di Massa, che però non è riuscito a trovare il gol pochi istanti fa, a tu per tu con Rubinaccio. Calcio d'angolo, Pir sul pallone, la battuta non è male, poi in mezzo, attenzione, spazza via Pisoni, poi Cattuzzo di potenza, viene ribattuto subito il destro, messo ancora il pallone in area di rigore avversario, adesso un altro campanile, attenzione Zipperle, bello l'aggancio con il destro, le finte, il pallone poi giocato per una compagna che però non c'è in area piccola. Gallea la spara in mezzo, ancora il pallone calciato da Zipperle al volo, entrata bene in campo, ancora riesce a bloccare Rubinaccio a terra. La battuta lunga, Baldo un po' controllare, allora preferisce cercare di interrompere il Meran e basta. Rimessa laterale per la squadra di casa. Allo stadio Combi di Merano il risultato è ancora di 1-1. Vedo altri movimenti sulla panchina del Meran. Vedremo adesso chi entrerà e chi le farà posto. La battuta lunga, come sempre da quella zona, direttamente in area di rigore. Nischler spinge un po', non interviene l'arbitro. Ruaben mette fuori, ancora Gallea. Da quelle parti tutte le rimesse laterali sono sue, perché è capace di metterle direttamente in area di rigore. Attenzione, poi il pallone giocato di testa e arriva il gol di Pir proprio sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta da Gallea. Rivediamo il replay, 83esimo minuto, 2-1 Meran. Pallone che balla tutta l'area di rigore, poi arriva di testa Pir per il gol che riporta il Meran in vantaggio. Pir che però resta a terra dolorante, è stato uno scontro di testa con una giocatrice del Trento, sanguinante a terra. Scontro di gioco che ha portato sì al 2-1 del Meran, ma anche a due giocatrici doloranti per uno scontro testa contro testa. Intervengono i sanitari, vedremo in che condizioni sono le due giocatrici. Fatto sta che nonostante qualche protesta da parte del Trento, il Meran torna in vantaggio e conduce sul 2-1 in questo momento in classifica, proprio per quel motivo che vi ho detto
ad inizio partita, ovvero la sconfitta del Sud Tirol ieri in casa del Chieti. In questo momento, classifica alla mano, conduce a +6 sulla seconda con 32 punti in 12 giornate disputate. Tempo si alza Pir dopo i soccorsi, non è ancora riuscita a rialzarsi, se non mi sbaglio, Tomasi. Sì, si tratta proprio di Tomasi. Adesso sì, borsa del ghiaccio alla testa. Vediamo se riuscirà a continuare il match. Ormai mancano 5 minuti, ma immagino ci sarà al 90esimo un corposo recupero anche a seguito di questa interruzione. Nel frattempo, sempre nel Meran, c'è proprio un cambio nel Meran. Vedete invece l'abbraccio con la panchina da parte di Pir. Indovinato il cambio da Andrea Campolattano. La rete del 2-1 per il Meran Women, Anna Catarina. Nel frattempo mi sembra di capire che entrerà con la maglia numero 3 nel Meran Settecasi, con la maglia numero 3. C'è il Trento però che non ha intenzione di mollare. Pisoni, il pallone in mezzo, attenzione, c'è l'opportunità per il gol, la rete del pareggio, 2-2, non finisce mai questa partita. Il Trento riesce a riagguantare il Meran un minuto dopo sull'iniziativa di Pisoni, il cross in mezzo, e con la maglia numero 31 Lucchetta riesce a riportare le sue compagne sul risultato di parità. C'è anche un cambio nelle fila del Trento. Entra con la maglia numero 41 Bertamini. Vediamo chi esce. Partita infinita tra Meran e Trento, 2-2. E tra l'altro curioso che sui due vantaggi del Meran il pareggio ospite è arrivato proprio di fatto nell'azione successiva. Nel frattempo esce nel Meran Cattuzzo, entra, come vi avevo preannunciato, Settecasi con la maglia numero 3. Ma ho l'impressione che questo match non sia ancora finito, tutt'altro. C'era ancora qualcosa da dire. 2 minuti e mezzo più recupero di fuoco al combi di Merano. 2-2 il punteggio. Assegno per il Meran Gallea e Pir. Per quanto riguarda il Trento invece Rosa e Lucchetta. Lucchetta che adesso è rinvigorita dal gol segnato. Qui poi Chemotti lamenta un intervento irregolare da parte di un'avversaria. L'arbitro non interviene. Rimessa laterale per il Trento. Lucchetta, ancora Ruaben, il pallone poi giocato e ribattuto di testa. Ancora per la giocata di Pir, poi mette fuori Bertamini, è entrata, messa lì per rimpinguare la difesa. Poi il pallone giocato da Kim, questa volta sbagliato, perlomeno nella misura. Ancora per lo scatto di Pir, non va.
Pallone che viene raccolto, non ha grandissima fretta il Trento, e viene battuto da Ruaben direttamente sui piedi di Kiem. Turrini, così il suggerimento, ancora Morleo. Il pallone poi per lo scatto interessante di Pisoni, non arriva a destinazione, poi c'è il fallo proprio di una giocatrice del Trento, sì, si trattava di Chemotti, che viene poi ammonita, aveva impedito al Meran di ripartire velocemente. 90° minuto che finisce adesso, comunque siamo in pieno recupero sul pallone, proprio Pir. La battuta lunga scivola, ma arriva comunque in area di rigore del Trento il pallone, poi agganciato da Lucchetta. Pallone che viene messo fuori da Bertamini, ma conquista comunque la rimessa laterale. Da sinistra c'è ancora Bertamini, poi Ruaben. Pisoni, non un grandissimo ingresso il suo, ma ha portato di fatto al cross per il 2-2 a firma di Lucchetta. Nischler prova a prolungare, ancora Turrini con il mancino, poi spazza via Pavana. C'è il ponte di Lucchetta, proprio l'autrice del gol. E altro fallo in favore del Meran. Come sempre Pir, distanza siderale dalla porta, ma la rincorsa è molto lunga. Ne vuole una in barriera Rubinaccio. Arriva il cross interessante, ancora in area di rigore, la girata quasi in area piccola. Nischler esce dall'area di rigore avversaria, il pallone in mezzo, poi attenzione, c'è la possibilità per il mancino, spazza in qualche modo via la difesa del Trento. Fase concitatissima, attacca con tutti gli effettivi il Meran, che non si dà per spacciato, perlomeno il pareggio non è un risultato gradito. Recupera però il Trento, che esce fuori, allarga tutto per Lucchetta, poi non arriva a destinazione la sfera cercata Pisoni. Ancora Meran qui con troppa frettolosità. Morleo spazza via, ancora rimessa laterale. Vedremo quanto ancora si giocherà. Meran Trento, 2-2 il punteggio. 7 casi con le mani, poi il pallone giocato da Scholl. Baldo, ancora energia per alzare la testa e cercare lo scatto qui di Pisoni. Troppo lungo il pallone. Caser non perde tempo e rimette subito il pallone in gioco. Turrini di testa, non bene, allora ancora pallone che balla, non viene messo praticamente più a terra. Adesso sì, Ruaben scambia con una compagna, il pallone è però fuori. Rimessa laterale per il Meran. Kim, Scholl, il destro addirittura da lontanissimo di Scholl, inaspettato, ma non per Rubinaccio. Si fa trovare pronta e para in un tempo solo. Turrini, non c'è più tempo per cercare il fraseggio, bisogna solo mettere il pallone in mezzo, così fa il Meran. Baldo non è d'accordo, si frappone e mette in fallo laterale. Turrini,
Ancora il pallone giocato da Massa, poi la scodellata per Pir, il pallone in mezzo, Nischler in ritardo, non può intervenire, poi Pisoni, un po' di spazio, il pallone è corto, un po' troppo corto per Caser. Ancora giocata di Baldo, Gallea, Scholl, stanchissime le due squadre, ma il Meran ci vuole provare. Zipperle, il pallone in mezzo, colpo di testa da parte di Pavana, ne ha ancora Lucchetta, poi la scivolata di Turrini, pallone fuori, Ruaben, Bertamini, Ruaben, pallone che non esce, allora ricomincia il Meran in profondità a cercare Nischler, interviene però la giocatrice del Trento, pallone messo fuori, e in quella zona è la zona Gallea, ha già fatto male in questa situazione, parte con una grandissima rincorsa con le mani direttamente in area di rigore, prolungata da parte di Kim, la palla non prolungata, messa direttamente fuori. Allora, quando siamo ormai quasi alla fine del 56esimo minuto di Meran Trento, Rubinaccio va alla rimessa dal fondo, l'arbitro vuole che si giochi, va alla fine Pavana ad occuparsene di questa rimessa dal fondo. La battuta potente, arriva adesso il triplice fischio del signor Bissolo di Legnano. Meran 2, Trento 2, una partita veramente gradevole tra due squadre che non si sono mai risparmiate e alla fine si dividono la posta, a mio avviso anche giustamente. Dunque nessun cambio di posizioni in classifica, il Trento rimane terzo a 27 punti, il Meran invece allunga più 4 sul Sud Tirol, si trova adesso a 30 punti tondi dopo 12 giornate giocate. Vi ricordo ancora chi ha segnato a sbloccare il match, è stata Gallea con colpo di testa su calcio d'angolo, poi a sua risposta in un primo momento Rosa, poi il nuovo vantaggio del Meran segnato da Pir e poi il definitivo 2-2 con il sinistro di Lucchetta. Vedremo se riusciremo con la nostra Vita Locantore a bordo campo in una giornata comunque importante, perché vi ricordo ieri si è celebrata la giornata contro la violenza sulle donne, quest'oggi con tantissime iniziative, cominciare dalla panchina rossa che è stata inaugurata a bordo campo. Insomma, si cerca di sensibilizzare su un tema molto importante. Riusciremo anche a sentire qualcuna delle protagoniste, oltre ovviamente ai due tecnici che quest'oggi possono sicuramente essere soddisfatti di tante cose viste dal punto di vista tattico ma anche tecnico in campo. Mentre il Meran va a raccogliere il saluto da parte dei propri tifosi, che quest'oggi numerosi sono accorsi al Combi di Merano. Va bene. Mentre vedo Devo guardare. che abbiamo ottimizzato forse il primo collegamento, sì, perché siamo con Caterina Pir. Ci avevate creduto sul tuo gol, avevate pensato che effettivamente il Meran potesse vincere quella partita dopo diverse occasioni comunque che forse dovevano essere concretizzate prima. Sì, abbiamo sbagliato abbastanza tanto oggi, però vabbè, dobbiamo migliorare lì, lo sappiamo. Abbiamo un po' di problemi a segnare ultimamente, ma alla fine lavoreremo lì e poi
andiamo avanti. Penso Cosa che anche un 2-2 ci può stare. Sì, il risultato giusto, la cosa comunque importante è che vi ha permesso il pareggio in ogni caso di allungare al primo posto in classifica, adesso siete a +4 sulla seconda. Sì, sicuramente è un risultato che va bene, però probabilmente anche troppo poco. Alla fine la partita l'abbiamo fatta noi, avevamo tantissime occasioni, purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa. Speriamo che questi errori non ci succedano più e andiamo avanti. Meglio un punto che nessun punto. Grazie a Caterina Pir e ancora complimenti e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie Capi. Vediamo adesso se riusciamo a sentire direttamente proprio il mister del Meran, Andrea Campolattano, per sapere quali sono anche le sue impressioni su un match che effettivamente il Meran in 2 occasioni ha davvero creduto di poterlo vincere, e invece è stato raggiunto 2 volte su 2, tra l'altro pochi istanti dopo, su situazioni insomma particolari, forse un po' anche di distrazione, è subentrata in seguito ai festeggiamenti. Lo vede adesso collegato il mister Andrea Campolattano. Ne parlavo prima con Pir, tra l'altro indovinato il suo ingresso in campo. Il Meran è stato davvero molto vicino alla vittoria. Cosa è mancato poi in quei momenti, subito negli istanti dopo essere passati in vantaggio, che non ha permesso al Meran di portare l'intera posta in palio a casa? Beh, sicuramente in occasione del gol del 2-2 è mancata concentrazione. Perché fai gol e poi il gioco si è fermato per 4-5 minuti e abbiamo dormito. Alla ripresa del gioco abbiamo dormito, ma onestamente abbiamo buttato via 2 punti. Abbiamo buttati via perché comunque avevamo la netta sensazione che la partita era il nostro pieno e completo dominio. Abbiamo tenuto molto bene palla, abbiamo fatto un'ottima partita, sotto porta purtroppo è il nostro limite, nonostante abbiamo il miglior attacco per fare un gol, noi ne dobbiamo sbagliare 4 e abbiamo gestito male le 2 volte che siamo andati in vantaggio e quindi buttato via 2 punti. Il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, insomma, può venire insomma pensando alle settimane difficili che ci sono state dal punto di vista fisico, forse un pizzico di leziosità lì davanti. Sì, beh, ma ormai il momento difficile sì, l'abbiamo passato, però oggi in campo alla fine non è che si è visto tanto, anche se in settimana ci siamo allenati poco per via delle influenze, ma sinceramente in campo non si è visto. Poi davanti noi purtroppo abbiamo delle giocatrici che sì, come hai detto te, sono un po' troppo leziose, dovrebbero essere un po' meno, fatemi passare il termine, un po' meno belle, più pratiche. Lavoreremo anche su questo, adesso la sosta ci permetterà di lavorare su questo in fase di finalizzazione e poi ci servirà per ricaricare le pile e per avere dal mercato adesso a dicembre quello che ci manca. Si è giocata una bellissima partita in campo, però oggi se ne è giocata una importante, semplicemente importante fuori, come testimone insomma il segno rosso che lei ha sulla guancia. Insomma è importante anche lanciare un messaggio, visto che ieri è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lanciare un messaggio di pace, insomma, che possa portare a quel fatidico e famoso cambio di mentalità nella nostra società. No, assolutamente, anzi forse questo è un argomento ancora più importante della partita, cioè se proprio vogliamo parlarne è un argomento più importante della partita. Purtroppo una piaga sociale questa violenza maschile nei confronti delle donne. Noi nel nostro piccolo, nel nostro ambiente, cioè, facciamo il possibile
per contrastare questa cosa, quindi è un argomento che sicuramente va sensibilizzato di più. Bisogna secondo me anche che ci sia un'educazione maggiore da parte delle istituzioni, ma anche stessa scuola, nelle famiglie, laddove si può secondo me crescere nelle generazioni e poter dare un segnale e far capire che veramente è una cosa che non, cioè, è una cosa incomprensibile quella che avviene, ecco. Grazie Andrea Campolattano, complimenti, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie a voi. Allora, questo per quanto riguarda insomma il Meran dal punto di vista tattico, ma anche e non solo. Vediamo adesso se riusciamo a sentire anche qualcuno dalla parte del Trento, che questa partita insomma è riuscito a riagguantarla 2 volte su 2, proprio quando il Meran era convinto di averla portata definitivamente a casa. Così non è stato. Sicuramente un grande pregio è stato quello dell'aver dimostrato carattere. La vedo qui collegata, ecco, Fiamma Lucchetta, dicevo 2 volte su 2, proprio quando il Meran se la sentiva in tasca, il vostro carattere vi ha permesso di riagguantare la partita. Sì, non abbiamo mollato fino all'ultimo e anche quando la situazione sembrava persa e nelle peggiori condizioni, nonostante abbiamo sofferto tanto, siamo riusciti a prendere in mano la situazione e appunto a fare i 2 gol che sono serviti poi a pareggiare la partita. Ci sono stati tanti duelli in campo, molti li avete vinti. In cosa potete migliorare da qui alla fine del campionato? Sicuramente nei duelli fisici appunto possiamo migliorare e sulla profondità, appunto sugli attaccanti riuscire a tenere palla meglio per scaricare ai difensori e poi dare il via all'azione. Lanciamo soltanto un ultimo messaggio, perché oggi è stata una giornata importantissima, lo dice quella panchina che ti trovi accanto, Rossa, per sensibilizzare su un argomento che ci sta tanto a cuore e su cui insomma di cui si è parlato in tutti i campi d'Italia e non solo quest'oggi. Certo, è ovviamente una lotta che va avanti da un sacco di tempo, è molto importante sensibilizzarla sia nel femminile che non solo, e non solo in questo sport, in tutti quanti, e ovviamente il pensiero va a tutte coloro che sono state coinvolte in queste cose e speriamo nel meglio che la situazione possa cambiare da qua avanti. Grazie Fiamma Lucchetta, alla prossima. Grazie a voi. Allora, sentiamo adesso se mi dà conferma anche la nostra regia, il tecnico Mauro Perina, per andare a chiudere il giro di interviste a fine partita. Partita comunque avvincente, con 4 gol, 2 per parte, insomma, che ha permesso a tutti noi di godere di un bel pomeriggio di sport. Vediamo se lo riusciamo anche a vedere inquadrato. Vorrei proprio parlare con lui del carattere, ma anche di quello che insomma ha permesso poi di fatto, anche grazie agli interventi del portiere, dobbiamo dirlo, da parte di Rubinaccio, di portare a casa un punto vitale per la corsa ai primi posti. Eccolo, lo vedo collegato Mauro Perina. Dicevo, è il carattere che ha fatto la differenza nei momenti cruciali, cioè quelli subito dopo aver subito il gol, oppure anche tatticamente il Trento è stato bravo a imbrigliare il Meran? Allora, diciamo che sicuramente il carattere ci ha dato una grossa mano, perché siamo riusciti a pareggiarla subito in entrambe le volte. Di sicuro noi siamo una squadra che predilige giocare a calcio, sapevamo di incontrare una squadra molto fisica che avrebbe potuto metterci in difficoltà buttando palloni là, e soprattutto nel secondo tempo è successo. Il campo era quello che era, è pieno di sabbia, quindi anche difficile da giocarci sopra, e quindi quello sicuramente è stato un peccato, trovare un campo così indecente in una partita così importante. Avete comunque guadagnato un punto sulla seconda, perché ieri il Südtirol
ha perso. Come continua la vostra corsa al vertice della classifica? Ma la nostra corsa in realtà è questa qui, noi ambiamo a rimanere nelle prime posizioni, sicuramente non a vincere il campionato, che lo deve fare il Merano, e aver rosicchiato un punto fa sicuramente piacere. È un progetto a lungo termine il nostro, perché è una squadra giovanissima e anche oggi abbiamo messo un tassello importante, perché nonostante abbiamo sofferto parecchio portiamo a casa un punto importantissimo. Grazie Mauro Perina, lanciamo solo un ultimo messaggio di sensibilizzazione su un argomento più importante della partita che si è giocata oggi in una giornata così. Ma penso che ci sia poco da dire su quello, è stato parlato tanto, nel 2023 è assurdo assistere a cose del genere, non aggiungerei altro sinceramente. Grazie Mauro Perina, complimenti e alla prossima. Grazie a voi. Grazie allora, a voi. Vi ricordo ancora, Meran Trento è finita con il punteggio di 2-2, si è giocata la 12ª giornata di Serie C, girone B femminile. Un buon proseguimento di domenica vi giunge da Marco Massimino Cocuzza, alla prossima.